Siglato a Tavagnacco tra amministrazione comunale e Arlef, un protocollo che impegna i due enti a promuovere progetti dedicati ad una maggiore diffusione della lingua friulana sul territorio. Dare piena attuazione ad azioni specifiche utili ad assicurare una presenza della lingua friulana all'interno delle strutture e dei servizi, garantendo il rispetto dei diritti linguistici secondo quanto sancito da Carta Europea, Costituzione Italiana, Legge nazionale sulla tutela delle minoranze linguistiche e storiche e legge regionale sulla tutela della lingua friulana. È quanto si prefigge il protocollo siglato tra Comune di Tavagnacco e Arlef, che per i prossimi 3 anni si impegnano a istituire un tavolo di lavoro con momenti di incontri per promuovere azioni di sviluppo e sostegno della lingua friulana sul territorio. Crediamo molto che avere famiglie, bambini, persone che parlano friulano diventa un contributo molto forte per crescere nell'identità, nella cultura, nella creatività e nel fornire strumenti anche ai nostri giovani per pensare di più e per essere più aperti, per confrontarsi ancora meglio col mondo globalizzato. Credo che il comune di Tavagnacco, anche con l'adesione alla comunità linguistica friulana, sia un comune che ha saputo dare una marcia in più alla nostra lingua madre, per cui non solo si parla in friulano nelle assemblee, ma anche negli utilizzi comuni della burocrazia pubblica. Quindi credo che il modo giusto, ecco, per poter portare avanti la nostra lingua sia proprio quella di dare la massima ufficialità appunto al friulano.